Oggi nella rubrica di Veneto Globe Dialogando con ospitiamo Maddalena Garolla, responsabile per la provincia di Belluno del Banco Alimentare e della Colletta Alimentare. Un benvenuto alla nostra ospite e anche agli ascoltatori che ci seguono anche fuori dal Cadore e anche fuori dalla provincia. Buon pomeriggio a tutti. Innanzitutto, signora, buongiorno e ben arrivata. Ci spieghi come è arrivata a dirigere tutta la provincia di Belluno per la Colletta Alimentare. Buonasera. Da 7 anni sono la responsabile provinciale dell'organizzazione della Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, che si svolge sempre l'ultimo sabato di novembre. Ho sostituito il mio collega che purtroppo è mancato, e prima era una semplice volontaria in uno dei punti vendita, e insieme agli altri colleghi abbiamo ritenuto di fare me la responsabile. Organizzo la raccolta nei supermercati appunto da 7 anni, la colletta però si fa da 24 anni, in tutti i punti vendita o sempre di più nei negozi e nei supermercati. Ecco, questa è la colletta alimentare, cioè la raccolta che si fa. Dove vanno a finire questi alimenti che vengono raccolti? La giornata nazionale è organizzata dal Banco Alimentare, è una federazione di banchi regionali in Italia, è anche affiliata ai banchi europei che ci sono in tutta Europa. Ogni banco regionale appunto raccoglie quanto raccolto nei punti vendita della sua regione o anche province limitrofe. Noi per esempio della provincia di Belluno siamo affiliati al Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia. E questi alimenti raccolti quel sabato vengono raccolti e portati in ogni magazzino regionale. Da lì ogni mese le strutture convenzionate che sul territorio seguono le persone, le famiglie in stato di bisogno, vanno a ritirare gli alimenti in base al numero delle persone che assistono. Quindi in provincia abbiamo oltre 30 strutture affiliate fra Caritas parrocchiali, associazioni di volontariato, Mensa dei Poveri, eccetera, che distribuiscono ai loro bisognosi sul territorio. Oltre alla colletta alimentare, quindi quanto raccolto il sabato di novembre, il Banco Alimentare ha anche altri modi in cui si approvvigiona di cibo dalle aziende e da quanto l'aiuto europeo fa, o anche il Fondo Nazionale trasforma le materie prime in alimenti. Questo è una bella fetta, insomma. E perché con Pordenone? E con Udine. Quella volta credo più di 22 anni fa, credo sia stata una questione di vicinanza o di amicizia con le persone, quindi è partito credo anche, e questo mi fa dire che il tutto sempre nasce ed è importante l'incontro fra le persone, che prima di tutto, prima di alimenti, prima di quanto si raccoglie o di quanto si distribuisce, per Banco Alimentare la cosa importante è l'incontro con la persona. Quindi quella volta credo proprio che sia stata una questione di amicizia fra chi era arrivato in provincia di Belluno e conosceva il Banco Alimentare del Friuli, insomma. E anche per distanza credo che alla fine una riprova ce l'ho, sì. Te la porto io, perché oggi devo portargli i saluti di Floriano Ciani. Grazie. L'ho trovato stamattina ed era quasi emozionato a sapere che si parlava con lei oggi. Grazie, Floriano è una bella persona, l'ho conosciuto appunto in questi anni. Lui è il referente per il Banco Alimentare della sezione del Cadore degli Alpini, nostri storici collaboratori, e che negli anni precedenti hanno sempre coperto circa il 75% dei punti vendita. Adesso qualche punto vendita in meno negli anni scorsi, ma insomma sono ancora molto presenti. E Floriano appunto è il referente per il Cadore. Quest'anno cambia tutta l'organizzazione. Sì, quest'anno cambia tutto. Causa emergenza sanitaria da Covid, in estate il Comitato Tecnico Scientifico e la Fondazione Banco Alimentare
in previsione che ci fosse stata ancora emergenza, hanno suggerito fortemente di non fare la raccolta solita, quindi con il passaggio di volantini, sacchetti, alimenti, scatoloni, poi depositi, autisti e così via, e hanno creato, si sono inventati l'uso della card, e qui ne ho una in mano e adesso, se volete, vi spiego come funziona. No, no, è bene, te la spieghi. Allora, non c'è la possibilità di comprarla in tutti i punti vendita. In provincia di Belluno sono in vendita in 18 supermercati. Poi ve li dico. Si può però anche comprare online, quindi quest'anno invece che comprare pelati, tonno, olio, gli alimenti veri, si compra alle casse del supermercato in cui ci sono queste card da 2 euro, 5 o 10 euro. Tutto quello che viene raccolto in soldi poi viene convertito in cibo, quindi poi i banchi alimentari richiederanno soprattutto gli alimenti meno reperibili e quindi più richiesti, soprattutto olio, tonno, alimenti per l'infanzia, eccetera. Quindi noi invitiamo le persone a comprare le card, ripeto, o ai punti vendita o anche online sul sito della colletta alimentare, e tutto quello che viene raccolto viene poi convertito. Quest'anno questa colletta dura più giorni, dal 21, quindi da sabato scorso, fino all'8 dicembre. L'anno scorso invece, tutti gli anni, la colletta sarebbe l'ultimo sabato di novembre. Quest'anno ci saremo, dove possibile, con le nostre pettorine gialle, sabato 28, spero in diversi punti vendita, perché anche qui i volontari quest'anno, fra lavoro, fra paure, fra quarantene e fra anzianità e giovani, perché siamo anche invitati ad avere meno giovani che sono più soliti fare assembramenti, quindi siamo comunque presenti sabato in certi punti vendita, sempre riconoscibili con le pettorine gialle, e invitiamo solo a comprare le card. Le trovate comunque in tutte queste settimane fino all'8 dicembre. È un sistema che funziona? Vedremo, si è voluto fare comunque la colletta pure in questa maniera perché, ripeto, quello che ho detto all'inizio, quello che ci interessa alla fine sono sì i quintali o le tonnellate di alimenti che ogni anno abbiamo sempre raccolto in tutta Italia, ma non volevamo lasciar cadere questa giornata che è molto importante ed è il più grande gesto di solidarietà che viene svolto in Italia da 24 anni a questa parte. E quindi anche questo modo è comunque un modo per essere solidali, far conoscere sempre di più che ci sono persone in stato di bisogno. Con la solidarietà possiamo fare qualcosa. E adesso mi piace ricordare una frase che ha detto Papa Francesco in occasione della Giornata Mondiale dei Poveri, che da una crisi si esce o peggiori o migliori, sta a noi scegliere come uscirne. Lui ci ha suggerito che con la solidarietà se ne esce migliori. Io anche posso testimoniare che per quanto posso fare, far del bene mi fa stare bene. E questo incontrando le persone. Ripeto, quest'anno magari consegneremo molti meno quintali o chili di alimenti, ma non mancherà a essere vicini a queste persone, e quindi si troverà adesso nel corso del prossimo anno il modo di aiutarli, però questo gesto in queste settimane, la colletta non ha voluto mancare, e quindi anche la creatività, la crisi appunto ha messo in atto soluzioni che per il momento è in pochi, o se vogliamo in meno punti vendita. Vedremo alla fine di quanto si sarà raccolto, ma ripeto, alla fin fine non è questo quest'anno il traguardo, l'obiettivo. L'obiettivo è continuare a far conoscere che si può essere solidali, se vogliamo, anche in altre maniere, e la giornata c'è. Vedremo quanto raccoglieremo. Questo sistema funziona anche per Treviso?
Sì, ripeto, anzi, le altre province rispetto a noi so che hanno molti più punti vendita in cui si possono trovare queste card, e Treviso credo che abbia oltre 150 punti vendita, perché siamo poi in collegamento, appunto. Treviso anche è convenzionato con il Banco del Friuli, oltre alle 4 province appunto del Friuli, e la parte del Veneto orientale, quindi Concordia, Jesolo, e via dicendo, quindi quella parte anche è convenzionata. Io mi rendo ben conto delle difficoltà anche per le aziende di collaborare con questo sistema, perché avranno dei problemi anche di gestione, anche economica, anche di organizzazione interna. Ma io No, vedo, per esempio, in Cadore ce ne sono rimasti due, perché due in Cadore, due a Calalzo e e uno a uno a Cortina. Cortina. Certo, io credo che sia proprio stata la tempistica, che quando tra giugno e luglio hanno dovuto prendere la decisione di se fare e come fare. Non tutte le società che fanno le gift card, cioè quelle che troviamo anche negli altri punti vendita, perché anche se parliamo della nostra zona, ci sono anche nei nostri supermercati locali, cioè faccio per dire i nomi di Canguro e Super V, però probabilmente le aziende non erano pronte a fare questo sistema. È Questo stato cambiamento, questo insomma, cambiamento di radicale. non erano pronti a fornire le card. Credo che sia solo per questo motivo, quindi nelle altre città magari appunto sono in vendita già di questa società card già da molto tempo. Ecco, ecco, il materiale che voi raccogliete o che acquisterete con le card così, cosa ne fate? Dove lo distribuite? Viene sempre, ripeto, questo che quanto verrà raccolto in soldi verrà comunque convertito in alimenti, e saranno le catene stesse che consegneranno ai banchi regionali. Quindi comunque arriverà olio, un tonno, alimenti per l'infanzia e quant'altro i banchi regionali richiederanno come necessario di alimenti per poi consegnarle alle strutture. Ripeto, sono strutture caritative convenzionate, quindi non comuni, non pubblica amministrazione, ma parrocchie, mense, associazioni di volontariato che appunto seguono queste persone in difficoltà su tutto il nostro territorio provinciale, se vogliamo, in questo caso. Ecco, anche noi in effetti in Cadore abbiamo la Caritas che segue Sì, a questo Pieve di discorso. Cadore è una delle strutture convenzionate e segue tutto il territorio, ecco, di Cadore. Lassù l'altra struttura convenzionata è a Santo Stefano di Cadore, poi ci portiamo verso Longarone, poi la Valbelluna. Ecco, siamo poi in tutte le zone, se vogliamo. Il Cadore, ripeto, è seguito dalla Caritas di Pieve di Cadore, della parrocchia di Pieve. Sì, sì, ed è un lavoro che fa anche capillarmente perché distribuisce circa 200 pacchi ogni mese Certo, e questo è quello che assolutamente. sappiamo. Poi tante cose non si sanno, anche Sì, perché molte persone vanno direttamente alla sede della Caritas quando hanno bisogno e qualcosa ricevono sempre. certo. Non sono Poi mai state mandate indietro a mani no, vuote. perché anche Questo è se un... abbiamo dei vincoli un po' per quanto riguarda gli aiuti che riceviamo dall'Europa, per quanto riguarda situazioni economiche, però insomma c'è sempre modo di poter essere vicini a queste persone, quindi o in un modo o nell'altro non vengono abbandonate. È proprio perché comunque chi è seguito dal banco alimentare, lo scopo è non lasciarli comunque soli. Banco alimentare comunque mi preme sottolineare che non è solo la giornata della colletta alimentare dell'ultimo sabato di novembre, fa tanto altro. Lo scopo principale allora quest'anno lo slogan, se vogliamo, è cambia la forma ma non la sostanza, mentre ha messo un po' in ombra lo slogan che usavamo sempre, che è condividere i bisogni per condividere il senso della vita. Quindi ecco che questo comunque resta. E l'altro obiettivo che si pone fin dall'inizio Banco Alimentare è la lotta allo spreco di cibo che è ancora commestibile, poter essere consumato,
E in questi anni si sono fatti parecchi passi avanti anche a livello legislativo, e adesso anche con l'ultima legge del 2016, la legge Granda, possiamo per esempio distribuire cibi che hanno superato la scadenza quando c'è la dicitura da consumarsi preferibilmente entro, quindi a seconda della tipologia di alimenti si può consumare anche dopo. E l'altra cosa grande che fa Banco Alimentare è il ritiro dalle mense, dall'ospedalieri o di aziendali, dai punti vendita, e quindi ridistribuirli poi ripeto, alle persone in difficoltà. Finalmente anche in provincia di Belluno siamo riusciti in quest'estate a far partire la raccolta dal supermercato, precisamente dai punti vendita dell'Idel. Al momento non ancora quello di Calalzo, ma vedremo di arrivare anche lì, È insomma. tutta un'evoluzione, è tutta Tutto in un'evoluzione, evoluzione, sì, sì, questo sì. quindi perché questo comporta per esempio la regolarità nel ritiro da parte di volontari. Allora questo sarà la sfida che ci compete, di trovare volontari che regolarmente vanno a ritirare per esempio dal punto vendita quello che che verrebbe buttato, insomma. Abbiamo parlato di bisogni, ma quanto Sì. è grande il bisogno in provincia di Belluno? È abbastanza grande, anche se non sempre è noto. Seguiti solo dal Banco Alimentare del Friuli Venezia Giulia, abbiamo oltre 3.000 persone. Perché dico solo dal Banco del Friuli? Perché la parte bassa, la zona del Feltrino, da una decina d'anni si è convenzionata con il Banco Alimentare del Trento, ma non cambia. Quindi anche lì mi risulta esserci quasi 1 migliaio di persone seguite dalle strutture convenzionate nel Feltrino, che vanno poi a Trento a ritirare gli alimenti. Era un bisogno già esistente o è nato solo con il Covid? No, è un bisogno esistente perché veniamo per esempio dalla crisi di 12 anni fa, prima ancora comunque era iniziato perché comunque, ce lo dice anche il Vangelo, i poveri li abbiamo sempre avuti, e si è cominciato a vedere che facendo qualche raccolta o io dico condividendo quello che si è cominciato ad aiutare. Con le crisi, poi appunto 25 anni fa, quando è iniziato Banco e si è cominciato a essere più strutturati, i bisogni sono aumentati. I bisogni sono aumentati quando aumenta le crisi familiari, perché allora le separazioni possono portare a questo, aumentano se c'è crisi di lavoro. Io posso comunque testimoniare che qualche volta ci sono famiglie che riescono a uscire da questo circuito perché si sistemano, perché trovano lavoro, però adesso con il Covid qualcosina, io almeno sto parlando per la Valbelluna, per la mia zona specificamente sedico, comincia a esserci qualche famiglia che si fa avanti. E come si fa a Vedremo. proposito per usufruire dei servizi? Allora, i canali possono essere che la persona in difficoltà conosce, sa, e poi generalmente qui ancora almeno nel nostro territorio si rivolgono ai parroci, per esempio, e allora poi viene indirizzato dove c'è una struttura convenzionata. Oppure io appunto in questo mese ho avuto il suggerimento da parte dei servizi sociali, quindi gli assistenti sociali che sanno che c'è e collaborano, quindi indirizzano. È una piccola parte, ripeto, l'aiuto che possiamo dare, però, ripeto, per primo è importante il rapporto che poi si instaura. Oppure persone vicine, che è l'altra parte che vorrei mettere in evidenza. Ci sono magari persone vicine a queste persone in difficoltà che segnalano anche, ed è successo che appunto vicini o il datore di lavoro oppure il vicino di casa abbia sottolineato che quella famiglia è in stato di bisogno, insomma, quella persona. Certamente, ecco, noi ci avviamo alla conclusione di questa nostra chiacchierata e che sarà ascoltabile e visibile per molti giorni in avanti, in modo che la gente sappia, conosca che cos'è, come si fa
e come anche ci si deve comportare, perché molta gente ancora non ha il coraggio di farsi avanti e ha Certo, è questo. bisogno. E questo è un fatto, specialmente forse quelli che hanno più bisogno sono quelli che si fanno avanti meno. E questo è un Assolutamente, dato di fatto. E poi c'è assolutamente. sempre quel piccolo esercito, diciamolo così, anche se non è una bella parola, perché si parla di armi, qua non si parla di armi, anche di emarginati che arrivano da fuori, che arrivano immigrati che non sanno nemmeno dove andare a fare e cosa fare per avere magari un po' di cibo o qualcosa. Il banco alimentare supplisce anche per questo. Certo, io dico, se ognuno si accorge di quello che ha intorno e fa almeno e comincia a fare qualcosa per quello che gli compete, per quello che ha vicino, anche fosse solo una persona, io dico siamo a posto e stiamo facendo cose grandi, anche se aiutiamo magari solo una persona. Io questo ne sono convinta. Quindi questo della raccolta che si fa a fine novembre, che quest'anno, ripeto, va avanti fino all'8 dicembre nei punti vendita in cui si può acquistare le card oppure online, è un piccolo segno, ma grande, perché è sempre cresciuta la raccolta e quest'anno dalla primavera con la crisi Covid si è visto anzi quante persone si sono avvicinate a Banco Alimentare e hanno capito che cosa fa e hanno fatto donazioni sia in cibo, sia in volontari, sia in soldi. Ecco, perché vorrei che lei, gentilesse, dicesse i nomi dei supermercati o delle strutture dove si può andare a fare. Assolutamente. Allora, partendo dal Cadore, dall'alto della provincia, abbiamo l'Eurospin a Cortina, a Calalzo abbiamo il Lidl e l'Eurospar, poi abbiamo a Belluno il Mega, l'Emisfero, il Conad, i Famila, il Lidl, appunto, quindi i 5 Lidl che sono oltre a Calalzo, a Ponte nelle Alpi, Belluno, Sedico e Feltre, i Famila a Ponte, sempre Belluno, Trichiana e 2 a Feltre, e per finire il Conad ha ancora a Belluno e un di più in località Mel, Borgo Valbelluna. Questi sono i Perciò 18 punti 18, vendita. 18 punti vendita. diciamo le 18 stelle. Ok, 18 stelle mi sta bene, una Eh, bella immagine che ecco. mi piace. Io ringrazio molto la signora Maddalena. Pensi che ho saputo il suo cognome solamente oggi, perché non lo sapevo, tra l'altro non si trova da nessuna parte, No, perché neanche. sono un'immigrata veneta, ma un'immigrata anch'io in provincia da 31 anni, Sì, quindi è sì, un cognome... ecco, sì, sì. Ecco, allora noi salutiamo la signora, salutiamo anche la sua famiglia, perché se succede nella sua, come succedeva nella mia quando mia moglie collaborava con le case di riposo, so che il nostro era un grande magazzino, non era una casa, era un grande magazzino. Perciò io faccio gli auguri e ringrazio anche i suoi familiari. Grazie a e, lei e grazie ai gentili ascoltatori che ci hanno seguito. e ringrazio tutti i volontari e tutte le persone che vorranno donare. Questo è sempre importante e chi vuole si faccia avanti e c'è sempre posto per tutti. Grazie a tutti. Grazie.